vede il lavoro e quanto che deve lavorare qua Luizinho, passare tutto bello ancora qua. Chi che entra, quando l'entrata si ricorda cosa che stati i nostri italiani quando arrivati qua, cosa è passato, tutto che lì davanti. Quei che mi visita di altri municipi, che si sente bene qua con i Luizinho in mezzo di noi che siamo italiani, ancora qua parliamo tutto italiano, facciamo amizade, se conosciamo con tutti. Dopo che finimo, cada um demo casa e vou dire uma grazie e un buon viaggio a tutti. Buongiorno a tutti, volemos saludar a questa bella comunità in nome del nostro amico dall'Orsoleta a tutti i presenti, tutte le autorità e dirvi che siamo contenti in questo momento e tocca dargli auguri anche alla comuna qua di Antagorda, di Lópolis, di Arvorezinha per tutto il lavoro che voi decidiram fare. Mi represento in questo momento como presidente da Federação das Associações Intro-Brasileiras do Rio Grande do Sul e a Associação dos Difusores do Italiano do Brasil, da qual eu sou membro efetivo. E dirvi para voi che mantenere viva la nostra lingua, il nostro italiano, è la prima condizione di mantenere viva la nostra cultura. Allora, se voi decidiram parlare italiano, parlei con orgoglio, perché noi in 82 emissore di tutto il Brasile, in Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Tocantins e Mato Grosso do Sul, al manco, al sabato e a domenica siamo di parlare la nostra lingua. E parlando la nostra lingua italiana vuol dire anche riferimento anche alla lingua italiana, che è tanto importante quanto la nostra. Ma per le nostre radici noi ci comunichiamo con la nostra lingua. E come siamo di dire, noi siamo di fare un grande lavoro e siamo ben che riconosciuto come la prima lingua fuori il brasiliano, il portoghese, qua in Brasile, che ha il suo inventario pronto. E chissà saremo la seconda lingua del Brasile al fine di dicembre. Lula ha ben che fatto impegno di, col passare del tempo, penso se no questo anno e l'anno che viene saremo la seconda lingua del Brasile, registrare e con possibilità di far sgrandir cada volta di più le nostre comunità italiane. E questo